ha dato il suo guadagno di un anno per costruire il ponte delle catene, no? All'epoca sì, all'epoca io dico sempre, no, che vabbè, lo sappiamo che comunque è di tre piani il mercato, no? Al piano terra, no, che c'è la roba alimentari, no? Salami, paprika, grappa, no, eccetera. Sopra al primo piano invece ci sono i souvenir, no? Che di tutti i tipi, ricami, pizze, bambole, c'è tutto, no? Poi anche sottoterra, no, che ci sono venditori, no, che di oggetti di cucina. Vedete là dal lato c'è ancora da fare. Il tetto invece è stato fatto, no? Dunque quello è già a posto, no? Che è il muro, no? Che dovrebbero, no? Che restaurare. Sì. Il palazzo dunque ha detto l'Istituto di Geologia e il tetto e anche la decorazione sul muro, no? Se tu accennavi che è forte, è stato un onore perché Grazie. Che anche sul muro la decorazione di maiolica e il colore azzurro-blu è proprio tipico della fabbrica di Jolnay, è un colore che è suo, no? Dunque tazzine, che questa cenere, tutto bianco, azzurro, blu, oro, che questi colori, tutto dipinto a mano perché all'epoca lavoravano a mano, che ancora era tutto importantissimo, che sia fatto che per bene e sulla cupola centrale, sul tetto centrale, vedete la mappamondo che tengono quattro signori sulle spalle. Di qua sì, io vedo Africa. Sì, non so se è dietro. Dunque, Istituto di Geologia, è di stile Liberty, l'ambasciata della Repubblica Slovacca a sinistra, questo bianco. Quello di destra, questo bianco era quella di Ucraina, adesso hanno venduto e c'è una società di assicurazione. Questo bel palazzo si chiamava Stefania e anche questo edificio bello a sinistra, giallo, hanno unito, che diciamo a quello moderno era tutto il complesso tutto diversi edifici che sono importanti per divertirsi, per gli ungheresi, per gli stranieri, per i turisti, eccetera. Diciamo questo spazio, una volta era un viale all'epoca del regime e non c'erano le macchine parcheggiate, non c'erano proprio macchine, come dice Federica, sì è vero, anche perché pochissime avevano le macchine, ancora. È stato costruito per le sfilate parate militari, che dicono che era un po' ubriaco quando ha fatto i progetti del palazzo, sono uffici dentro, sì, però poi dopo andiamo sulla piazza a destra, diritto ma dopo anche a sinistra qua vedete questi palazzi belli, antichi, quello bianco che è un albergo che ormai, Mirage si chiama, è una villetta molto bella, sempre era una casa d'abitazione per i figli dei nobili, anche quell'altro piccolo giallo, e dietro nelle vie, che dietro questi palazzi a sinistra, tante altre, è un quartiere bellissimo, con tante villette particolari, bellissime, per la spiegazione, e i pullman riprenderemo che qua al parcheggio, dunque il pullman intanto fa il giro, noi non che viene a parcheggio e noi lo riprendiamo che nel parcheggio. La piazza degli eroi si chiama piazza degli eroi perché ci sono queste statue che rappresentano gli eroi della nostra storia, sono tutti personaggi importanti, condottieri, che principi, re ungheresi che hanno fatto qualcosa di importante per cambiare la vita degli ungheresi. Se guardate a destra vedete un castello e davanti è tutto secco, adesso è pulito, ma di là di sotto c'è un lago che è stato che durante il periodo della guerra o dopoguerra, e adesso sarà bellissimo. Intanto i quadri che ci si trovano di solito nel Museo delle Belle Arti, che sono di italiani, francesi, tanti animali dentro, era bellissimo quando è stato costruito. Spettacoli tutto l'anno nel palazzo. L'acqua dappertutto in Ungheria, che abbiamo tanti sorgenti per l'acqua termale in Ungheria.
Dunque sono fissi, alcuni sono stati fatti solo per i campionati, dunque provvisori, e anche qua era una costruzione che adesso ancora stanno smontando. Dunque sto parlando di questo spazio a destra, nonché di qui. In fondo c'erano ancora quelle costruzioni bianche che sono rimaste ancora della piscina grande che c'era castello dietro, e sarebbe il castello dove siamo entrati, no? Invece per il che si vedono, no, sì, scusami, no, perché no, è stretta poi dopo per te, no, ci incontriamo. Che adesso sì. Che si vedono le scale principali anche dentro, si vede la sala della cupola, che è una sala bellissima, no? Che dove ci sono le reliquie, noi chiamiamo così, reliquie di incoronazioni, e si torna in hotel per un po' di riposo, cena, la cena in albergo e poi dopo si esce per a destra con i leoni senza lingua. Sono venuti anche gli alunni, no, che del professore, per vedere cosa. Alla fine ha detto sì, vabbè, adesso sì, ok, allora non l'ho fatto, va bene, non l'ho fatto, però era perché da sotto comunque non si vede, no? Se uno passa sotto non vedrà mai, no, che se nella bocca c'è la lingua o no, dunque era inutile. E alla fine, no, che comunque criticavano, no, e era arrabbiato ma soprattutto disperato, no, che lo scultore che non ha fatto un'opera bellissima, e il giorno dopo non è più venuto a insegnare all'università, no? E per tanto tempo cercavano, no, che è sparito, no? Si è rinchiuso a casa sua, no? No, ma sono sempre i mariti che sono infedeli, signori, no? Che le donne, no, vero signore? No, grazie.